Bene, buonasera a tutti, a tutte e a tutti, buonasera, ben arrivati a questo secondo incontro del corso di cinema che l'Ateneo sta organizzando in questo periodo autunnale, e questa sera sta a me parlare di uno dei periodi più famosi e celebrati del cinema italiano, ovvero il neorealismo. Periodo che ha rappresentato un momento anche importante dal punto di vista storico ed etico nella storia del paese, che usciva dalla Seconda Guerra Mondiale provato da tutti i punti di vista, ma certamente ha trovato, come vedremo, una nuova linfa nelle storie che stava raccontando. Prima di parlare del neorealismo occorre dire che cos'era stato il cinema nel periodo fascista, perché non esiste in realtà un vero cinema fascista. Non esiste sostanzialmente un cinema che esalti il regime, non esistono troppe camicie nere sullo schermo, ma esistono molti film prodotti in questo periodo. Oggi noi in Italia produce 200-250 film italiani all'anno, la metà dei quali nessuno vede e restano negli archivi delle cineteche e magari passano a Roma, a Milano, ma non che durante la guerra o prima della guerra non ci fossero state produzioni importanti. Nel 1942 si producono 119 film italiani, quindi in piena guerra. Possiamo dire che chiaramente era strumentale al regime far vedere un certo tipo di Italia, la famosa Italietta, quella che sperava di avere 1.000 lire al mese, quella che pensava di trovare il Conte Max e di andare e di vivere, come dire, una storia a lieto fine. Sostanzialmente qualche film fascista c'è. Vecchia Guardia è tra i pochi film veramente fascisti nel 1935, poi c'è Camicia Nera di Forzano che celebra nel 1933 il decennale della marcia su Roma, c'è quello che vedete sullo sfondo, Scipione l'Africano, da cui adesso ripartiamo, di Carmine Gallone, che attraverso Scipione festeggiava chiaramente chi aveva costruito l'impero l'anno precedente, nel 1936, oppure Giovanni dalle Bande Nere, altro film che chiaramente evocava un altro condottiero dal colore simile. Però c'erano anche molti film delle cosiddette commedie dei telefoni bianchi. Era questo status symbol, che era il telefono bianco, che non esisteva nelle case italiane, esisteva molto nel cinema hollywoodiano, e questo status symbol evocava situazioni economiche e politiche molto diverse, molto più tranquille, bisognava non far pensare la gente. E allora, come dicevo prima, ecco la cosiddetta commedia all'ungherese, dove si evocavano, perché all'ungherese? Perché si ambientava, queste commedie si ambientavano in un ambito più o meno esotico, che poi non era tanto distante, era 800 km un po' più a est, e però dava un che di diverso, magari con l'aggiunta di qualche diva un po' esotica, ma esotica fino a un certo punto, come Assia Norris o la stessa Lida Valli, e che evocavano, come dicevo, scenari più tranquilli, più edulcorati, che non facevano pensare al fascismo. Nel mentre, però, negli anni 40 comincia a crearsi un po' una fronda a questa ideologia di regime anche cinematografica, che ha qualche protagonista che, come dire, qualche camicia nera forse se l'era anche messa, o quantomeno era stato vicino al regime, come Blasetti, questo grande regista che passa da appunto Vecchia Guardia a Quattro passi fra le nuvole o La corona di ferro, che sono due film che in qualche modo già evocano una nascita, un'idea di una nuova etica, di una nuova estetica. Ma intanto partiamo da questo film, partiamo da Scipione l'Africano, il Carmine Gallone, regista che si era molto dedicato alla trasposizione anche di opere liriche sullo schermo, che
è in qualche modo l'esempio di questo cinema, chiamiamolo fascista ma in senso improprio. Ovviamente la verticalità di questo cinema lo cogliete subito, non tanto e non solo nel Saluto romano, quanto in questa scalinata gerarchica che evidentemente porta all'entrata in scena del divo. Tuttavia qui già vedete qualche cosa che poi riprenderemo nel cinema neorealista. Le masse, la folla. La folla è uno dei primi segnali di novità. Quando tra il 42 e il 45 si comincia a pensare una nuova estetica cinematografica, la prima cosa che fanno i registi è uscire in strada. Uscire in strada, e nella strada si incontrano le folle, ovviamente, si incontra la folla. E da questo punto di vista, chiaramente, la novità, vedremo subito, sarà Ossessione. Ossessione è un film di Visconti del 43, tratto liberamente dal postino Sono sempre due volte, e qui non c'è più la verticalità, qui c'è l'orizzonte del Po, l'orizzonte di pianura padana e soprattutto c'è il dramma. Nei film delle commedie dei telefoni bianchi finiva sempre tutto bene. Se magari non trovavi il Conte Max, trovavi comunque l'amore. Qui invece la vicenda è tragica e per la prima volta si comincia a far vedere che la vita non è sempre così rosea come il regime voleva mostrarla. Massimo Girotti e Clara Calamai sono due must dell'epoca. Giovanna? Qui intanto cominciamo a vedere una delle immagini del neorealismo, quella di Luchino Visconti. Visconti è un aristocratico, Visconti di Modrone, si era formato in ambienti molto più snob e ricchi chiaramente di altri registi, ma aveva fatto la scelta gramsciana, come si dice, si era avvicinato da intellettuale al Partito Comunista e aveva adottato Come si sente? culturale, Tra poco la mia pancia sarà grossa. cara. Non mi importa niente di diventare brutta. Anzi, voglio che tutti lo vedano. Questa è la vita, Gino. Sì, questa è la vita finalmente. Lontani da quella casa. A quest'ora forse saranno arrivati e rovisteranno tutto. Tutte le stanze. E se ci prendessero? Tu non saresti più qui con me, Gino? Non preoccuparti di questo. Vedrai che tutto andrà bene. E poi il destino ci aiuterà. Non può abbandonare due come noi che stanno per avere un figlio. Stai tranquilla. D'ora innanzi penserò io a tutto. Ehi, dove sono andati i padroni? Scardovani. Scardovari? Sono andati con l'automobile? Sei proprio sicura? Andiamo, non perdiamo tempo. Scardovari, quindi Bocca del Po.
Bisogna aver pazienza, sali dietro. Cerca di passare. Questo odore di nafta mi dà così noia. Chiudi il vetro. Ecco, ancora l'orizzontalità ancora, no? D'ora in poi dovrai usarmi dei riguardi speciali. Ho sentito dire di certe donne che hanno passato dei guai perché si strapazzavano. Ma a me non può accadere nulla, vero? Se no, perché sentirei i miei seni diventare ogni giorno più grossi? Non è vero, Gino? Avanti la macchina, presto! Gino Costa. Andiamo. Accennavo prima a un'area di fronda che si respira comunque in certi ambienti cinematografici. Paradossalmente si respira attorno alla rivista Cinema. La rivista Cinema era stata fondata e diretta per lungo tempo dal figlio di Mussolini, Vittorio Mussolini, un grande amante del cinema americano, e attorno a questo direttore, penso vicino al regime, c'erano però molti altri che non lo erano affatto. Rossellini, Lizzani, lo stesso Antonioni, sono tutti giovani critici che cominciano a frequentare la redazione di Piazza della Pilotta a Roma. Nello stesso palazzo, negli uffici a fianco, c'erano anche degli uffici di produzione cinematografici e al giovane Rossellini viene offerto di girare 3 film che dovrebbero essere nella prima idea 3 film agiografici delle 3 armi, aviazione, marina ed esercito. La nave bianca, il pilota ritorna e l'uomo della croce, così in sequenza 41, 42, 43. In realtà Rossellini coglie l'occasione per cominciare qui a provare quello che erano alcuni degli elementi neorealisti, ovvero nessuna epopea, nessun eroismo, ma si raccontano le storie dei protagonisti, soldati, gente comune, perché un'altra delle caratteristiche del neorealismo è di fare ricorso a attori non professionisti presi dalla strada, oppure di prendere attori che facevano fino a poc'anzi tutta un'altra storia e di metterli in ruoli tragici o drammatici. Uno degli esempi più famosi è quello di Aldo Fabrizi e di Anna Magnani, che venivano dal Varietà. Anna Magnani è nota per questa faccia molto scura
truce, severa, i suoi ruoli sono sempre molto drammatici, ma veniva in realtà dal varietà. Francesco! 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 Lino! 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 Francesco! Francesco Carogna! Francesco! 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 Questa credo che sia una delle più famose scene. Francesco! 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 Lasciate! Ecco, un'altra delle caratteristiche del neorealismo è, come dicevo prima, l'inversione dei ruoli. Questa, la figura del prete di Aldo Fabrizi, in realtà è uno dei preti realmente trucidati da Morosini, uno dei due, perché poi sono due in realtà le figure evocate dal suo personaggio, ma chiaramente questo è l'esempio di come c'era l'inversione dei ruoli. L'altra inversione dei ruoli, che in Roma città aperta è evidente, è il ruolo dei bambini. Il ruolo dei bambini diventa fondamentale e i bambini si prendono degli oneri e dei compiti che gli adulti non riescono a svolgere o non vogliono svolgere ancora. A casa è svelto. Grazie. Pensate cosa significa fare un film in questo momento, siamo nel 1945, è vero che Roma è liberata da quasi un anno, ma non c'è pellicola, non ci sono fondi, è noto l'aneddoto che Rossellini utilizzò scarti del materiale della divisione americana che era stata mandata a testimoniare e a filmare l'avanzata delle truppe alleate. Sono fiero di voi. Sbrighiamoci, ragazzi. I ragazzini avevano fatto un attentato, no? Come forse ricorderà chi ha visto il film. Il problema era rientrare in casa poi. Buonanotte. Buonasera. Ciao. Sei vivo! Ma se ci avessi un padre così glielo farebbe vedere io. Buonanotte. Brutto mascalzone, questo la devi a casa. Sarebbe meglio che entriamo una alla volta. C'ha ragione, entra prima. Ah, siete qui, brutte canaglie? Sono tornati. Mascalzone! Adesso va chiaro. Adesso mi scongiolo delle feste, brutte. Quindi abbiamo visto sostanzialmente alcuni degli elementi, no? L'uscita in strada, la orizzontalità che dà un senso anche di democrazia nell'immagine cinematografica, l'inversione dei ruoli e la testimonianza etica. Paesà è la storia, in qualche modo, ci sono altri un paio di film più direttamente come dire, commissionati dal CLN, come Il sole sorge ancora di Aldo Vergano nel 1946, ma Paesà rappresenta la liberazione. Parte dalla Sicilia e arriva al nord e è la testimonianza in fondo dell'avanzata delle truppe alleate. È la testimonianza sicuramente più famosa e anche più fortunata a livello internazionale di quella che è stata la liberazione.
ripeto, ci sono anche altri film che l'hanno fatto, e come Il sole sorge ancora, che venne commissionato dal CLN proprio per documentare quello che era avvenuto. Questa è la scena siciliana. Benvenuti. Non sono sbarcati, vero? This is a hell of a mess. Questo è uno che crede di trovarsi di fronte ai tedeschi, invece sono gli americani. In posizione orizzontale. They're beginning to catch on that we're Americans. Let's have a look at the inside of the church. Americani, sì. Yes, Americans. Non abbiate paura, signora, nessuno vi farà male. Ma che cosa è successo da questa parte? Gesù, parla italiano. Che sei italiano come Auci? Sì, mio padre è siciliano, è nato a Gela. Gela, io magari sono di Gela. Luca, l'americano di Gela è. A Pussipicca, sì. Come here, Tony. Never mind, never mind. che non si campa più. Aeroplani che bombardano tutto il giorno. E i tedeschi stamattina se n'erano. Non arrestò ancora. Non ne movemmo, paese, abbiamo a vigliare un morto. Scomprero tutti, magari i becchini. Non si può nascere due paese, non si può dire a nuda banna, non si può burricare nemmeno la sant'anima di Menora. What's the deal? Germans were here before. Is that all? Look, kid, we can't stay here all night. Shake a leg, will you? E poi c'è l'episodio fiorentino e c'è l'episodio del Polesine. Anche questo, torniamo di nuovo sull'orizzontalità, sulle linee orizzontali rispetto a quelle verticali, la testimonianza, il piano sequenza, la testimonianza della gente comune. Il terzo film che è sempre legato ai primi due, il terzo film di Rossellini è Germania anno zero. Costituisce una trilogia anch'essa, in fondo proprio come la trilogia che aveva fatto per l'esercito italiano, ma di ben altro spessore, di ben altro livello. Sarebbe da ricordare qui, adesso non ve la faccio vedere, ma la sequenza introduttiva è di una forza e di una durezza incredibile, mostrare in un piano sequenza, passare in quella che oggi è la Kurfürstendamm, cioè la strada del lusso, dei negozi, dei locali, quella che è stata ricostruita totalmente di Berlino, con in mezzo quella torre che rimane del vecchio Duomo, con la sequenza e con una voce fuori campo che mostra dove ha portato la follia umana, ma la follia umana però si riversa ancora una volta nei bambini. Ecco di nuovo il ruolo del bambino che, convinto di aver avvelenato il padre, di essere stato plagiato da un cattivo maestro che ancora gli instilla dentro lo spirito ariano del nazismo, decide di fare un sacrificio su se stesso, quasi una sorta di sacrificio che valga per tutta la nazione. Anno zero della Germania, ma anno zero dell'uomo, anno zero del mondo, quello perché per capire che non era solo l'Italia, non era solo la Germania che dovevano ripartire, e quindi questa trilogia che si esaurisce con Rossellini, si esaurisce in questo momento. Poi ci sono altri autori, ovviamente. Un altro autore famoso è Vittorio De Sica. Vittorio De Sica era stato un po' il bellimbusto del fascismo, era stato il piacione, quello che aveva incarnato vari ruoli, Maddalena Zerno in condotta, era passato poi alla regia, ma insomma ore 9 lezione di chimica, un garibaldino al convento, era perfettamente in linea con questa idea dei telefoni bianchi e della commedia ungherese, e forse anche questa sua non particolare distacco dal fascismo sarà poi all'origine di un film in cui Rossellini e De Sica assieme nel 1959 si metteranno assieme, uno come regista, l'altro come interprete, in generale della Rovere, film che vinse a Venezia il Leone d'Oro ex aequo con un altro film che fece molto scalpore, La Grande Guerra di Monicelli. Ma il generale della Rovere in qualche modo mostrava, come il suo protagonista, che c'erano ancora delle coscienze da ripulire
degli scheletri nell'armadio da rimuovere. Ecco, questo, il ladro di bicicletta, è un altro esempio di quello che stiamo dicendo. La folla, i bambini, l'inversione dei ruoli, attori non famosi o non protagonisti. La sapete la storia, il protagonista è un disoccupato, è riuscito ad avere un posto da imbianchino grazie al fatto di avere la bicicletta. La bicicletta però gli viene rubata e lui non pensa che sia cosa migliore rubarla dagli altri. Una guerra di poveri. Anche qui potete vedere l'uso della folla, che in gran parte è assolutamente casuale. Siamo allo stadio Flaminio, all'uscita di una gara di Serie A Roma-Modena, abbiamo ricostruito. Lascia stare, lascio bene. E mo me lascio qui. Non voglio impicci, lascio stare. Buongiorno a tutti e grazie. Bella roba che insegna il tuo figlio. Manco la vergogna. In realtà il ladro di biciclette è del 48. Nel 46 c'era stato già Shusha. Shusha, a proposito ancora di storie di bambini e di protagonisti, Shusha è chiamiamola la napoletanizzazione di Shushain, ovvero di lustrascarpe, così come erano un po' chiamati anche dagli americani durante il periodo della guerra. Vediamoli. Andiamo prima un po' avanti, dopo torniamo. Ecco, questo è Shusha e dopo completiamo la trilogia con Umberto D, trilogia di De Sica. Il padrone di casa sto morendo ammazzato, se ne accorto. A notte lo dica su. Non ci posso più andare. Mo dormo da Giuseppe, a scuola Antarichieri, non ti dico. Una caciara. L'altro film, questi sono i due primi film, l'altro film è che caratterizza quest'altra trilogia di De Sica è Umberto D. Qui vedete questo anziano signore, in realtà era un celeberrimo filologo dell'Università di Trento, il professor Battisti, che viene identificato da De Sica a un semaforo e viene immediatamente colto come il pensionato. Ovviamente, torniamo al discorso di prima, ci sono le storie, ci sono gli individui, ci sono gli attori non protagonisti, ma c'è il dramma della gente comune. Nel 1952 fare il pensionato era probabilmente quasi peggio di oggi per chi aveva una bassa pensione. E il professore vive in una camera in affitto e medita il suicidio.
e poi pensa anche di chiedere la carità, ma non ci riesce perché non fa parte della sua natura. Ma la cosa più curiosa è che questo film suscitò una polemica politica enorme, perché nonostante il successo che questi film avevano, in parte al botteghino, ma soprattutto nei premi internazionali che prendevano, una parte dell'Italia non amava questa messa a nudo dei problemi dell'Italia. Così un giovane sottosegretario allo spettacolo, un tale Giulio Andreotti, in quegli anni, all'uscita del film, in quei mesi, scrisse una lettera proprio a De Sica dicendo sostanzialmente che i panni sporchi dovevano essere lavati in famiglia. La cosa suscitò molto scalpore, alcuni andarono dietro, alcuni denunciarono, come dire, questo buonismo di facciata. Sta fermo! L'anno prima era uscito un altro film di De Sica che rappresentava in qualche modo la consacrazione della collaborazione tra De Sica e Zavattini. Miracolo a Milano, tratto da Totò il Buono. Zavattini in questo film porta una vena di poesia, surrealismo, fantasia che ai cultori del neorealismo fece un po' storcere il naso, perché come potete immaginare il neorealismo doveva testimoniare o documentare la vita, ma questi registi non si erano formati ex novo, avevano vissuto, avevano respirato la temperie culturale e il surrealismo, ad esempio, faceva parte di questa vita. Ora è chiaro che la storia dei barboni, di questi baraccopoli, era comunque una vita un po' particolare, questi gitani, però sostanzialmente era fondamentalmente una favola, e come favola i puristi non l'accettarono molto. In realtà questa è una storia che dice molte cose. La bontà, non è che i poveri siano buoni, però, come dire, avevano sostanzialmente raccontano delle altre storie rispetto a quelle che aveva raccontato il cinema italiano fino a pochi anni prima, o che racconterà poi magari nel cinema di Antonioni. Allora, faccio vedere una sequenza, vado un po' più avanti. Questi i barboni vengono presi, messi nei cellulari, portati via, e a un certo punto passano per Piazza Duomo. Ombre, fantasmi. A un certo punto, quando arrivano in Piazza Duomo, incredibilmente i cellulari sono costretti a fermarsi. Questa colomba di pace viene consegnata. Intanto in Piazza Duomo c'è un esercito di spazzini che non ho mai visti in vita, che stanno scopando la piazza. Addio, Totò. Addio, la colomba. I cellulari si rompono, si aprono, i barboni fuggono e qui avviene la magia di Zavattini. Si impadroniscono delle scope e cominciano a volare.
Anche qui ci fu una polemica politica, perché i barboni volano verso est, come vedrete. Ovviamente cosa ci stava a est? Ci stava il comunismo, ci stava l'Unione Sovietica, e dunque nella polemica di quegli anni, vi ricordo che l'Italia era molto ideologica, andare verso un regno in cui il buongiorno vuol dire sicuramente buongiorno, come è la frase finale del film, e andarci verso est, uno faceva 1 più 1 e diventava andare oltre Cortina. Ovviamente non c'è solo questo tipo di cinema più famoso, non ci sono solo Rossellini, De Sica e Visconti, ci sono anche molti altri registi. C'è Luigi Zampa, per esempio, che dà una dimensione più edulcorata probabilmente, l'ibridazione dei generi, dei temi, torna in diversi registi. Zampa già dal 47, Vivere in pace, oppure più celebre l'Onorevole Angelina, sempre nel 47, in cui Anna Magnani, donna del popolo, si inventa passionaria contro i borsari neri, contro le ingiustizie sociali, oppure la Tuada e Castellani stessi, che davano un'immagine che già anticipava un certo neorealismo rosa che vedremo poi. E poi c'era sicuramente, questo sì, adesso torniamo all'altro, c'era Giuseppe De Santis, che sicuramente è tutta un'altra tipologia. Come potete vedere, questo, eccolo qui, questo è Riso Amaro, siamo nel 49, ma De Santis aveva anche altri film famosi. De Santis si era formato come aiuto regista di Ossessione con Visconti e Il sole sorge ancora, che avevo citato prima, di Aldo Vergano, quindi è certamente un regista anche molto impegnato e che molto ha respirato e ha creduto nel vento del Nord, quello che nel 49 sta già affievolendosi dopo il 18 aprile del 48, dopo la vittoria della Democrazia Cristiana. Riso Amaro è rimasto famoso forse per questo ballo di Silvana Mangano. Ne stanno arrivando 2. Allora che si fa? Se succede qualcosa mischiati alle mondine. Non badare a me, me la caverò. La roba tienila tu sempre addosso. Con milioni, lo sai. Ma sostanzialmente quello che, tornando al nostro discorso, nel cinema di De Santis c'è molto di più il senso e la tragedia delle classi popolari rispetto a... c'è più il senso di classe, ecco, rispetto agli altri registi. Non c'è pace tra gli ulivi, altri titoli famosi, adesso qui torniamo avanti. Ma quello che è
ancora una volta l'ispiratore di molti di questi registi era stato ed era il realismo letterario di Verga, finché qualcuno Verga lo porta effettivamente sullo schermo, ed è ancora una volta Visconti, con I Malavoglia nella terra trema, che di qui addirittura fa recitare in siciliano stretto, esistono delle versioni con i sottotitoli che lui non voleva, illuminato e acclarato dalle luci di Aldo Graziati, veneziano, che aveva questo pseudonimo di GR Aldo, che arriverà poi fino a Senso, morirà in un incidente stradale mentre stava girando Senso. Ora, chiaramente questo è un progetto anche particolare, perché Visconti voleva fare una trilogia sulla Sicilia. Riuscirà a fare solo il primo perché non andrò così bene la terra trema a livello di botteghino, anche quella volta aveva un senso, anche se una volta, per capire la differenza tra gli anni 50 e oggi mediamente non si arriva a 2 biglietti venduti a testa. Il mercato è quello di ogni marchio. Una volta si parlava di una dozzina di biglietti venduti per ogni italiano, quindi significa che la gente andava al cinema almeno una volta al mese. Oggi ci va almeno una volta all'anno. All'ingiustizia ci si fa l'abitudine, dicevano i vecchi, e tutto cade sulle spalle dei poveri. Ma i giovani stavolta stanno con gli occhi aperti, decisi a non farsi imbrogliare. Dicevo prima che la fase più doc finisce nel 53. Finisce nel 53, nonostante, come vedremo, ci saranno molti echi successivi, perché ci sono 3 film sostanzialmente che segnano questa conclusione. E uno, non poteva mancarne, è Senso. Il passaggio di Visconti dalla terra trema a Senso, anche qui fece inorridire molti puristi. Si passa da un realismo ad un realismo magico, a una forma di trasposizione nella storia di quello che in realtà Visconti stava parlando del presente, fa risalire al Risorgimento le contraddizioni dell'Italia corrente. 53 è l'anno della legge truffa, Senso viene presentato alla Mostra del Cinema e viene fischiato, non ha assolutamente il successo che si pensava, non vince nulla. Visconti poi vincerà molto più tardi a Venezia e Senso viene accusato di aver tradito la memoria storica del Risorgimento. Mostrando le contraddizioni di una classe dominante come quella aristocratica, che tradisce, Livia Serpieri e Lida Valli, tradisce 3 volte. Tradisce l'Austria perché è sposata con un funzionario austriaco, tradisce la causa perché usa la cassa dei patrioti per far riformare l'amante del sottufficiale Franz, e tradirà poi anche Franz condannandolo alla fucilazione per diserzione. Se queste sono le classi dirigenti di allora, pensate quelle che sono oggi, dice Visconti. Nota di colore, questa sequenza è servita molto anche per la ricostruzione della Fenice. Prima d'amarti non può frenarmi il tuo martir. Madre infelice, corro a salvarti.
volte in platea si stava anche in piedi. Non era la platea il posto più ricco. Accennavo a 3 film, questo è uno, l'altro film è Viaggio in Italia. Viaggio in Italia rappresenta la terza fase della vita artistica di Rossellini, il cosiddetto Rossellini con la Bergman. Anche qui neorealismo, ma forse anche non più, e quindi si etichettò una sorta di dimensione spirituale, un neorealismo spirituale per Rossellini. E nei film pensate a Stromboli, in cui questa americana è costretta a vivere in questa isola minore del Mediterraneo con un pescatore, e qui invece Viaggio in Italia è una coppia di borghesia inglese che viene in Italia per cercare di recuperare qualcosa del proprio matrimonio. Ovviamente non ci riescono, le contraddizioni, le contrapposizioni sono sempre più forti, finché si arriva in un paese del sud dove è in corso una festa patronale. Well, more complicated. Anche qui vi prego di guardare l'uso della folla. What in the world is going on? Look at all these people. Look at the children. No, this is awful. We won't get through for hours. Alex, listen. Are you sure we're doing the right thing? Are you suddenly getting sentimental? Listen, Catherine, we've been honest with each other up to now. Don't let's spoil everything. Of children. Children are happy. Alex, I don't want you to hate me. I don't want it to finish this way. Catherine, what are you driving at? What game are you trying to play? You've never understood me. You've never even tried. Now this nonsense. What is it you want? Nothing. I despise you. Well, come on, let's get out of this crowd. E qui avviene la scena madre. Merago.
What's wrong with us? Why do we torture one another? When you say things that hurt me, I try to hurt you back, don't you see? But I can't any longer because I love you. Perhaps we get hurt too easily. Tell me that you love me. Well, if I do, will you promise not to take advantage of me? Yes. But tell me, I want to hear you say it. All right. I love you. Il terzo film che in qualche modo segna un passaggio ad un'altra idea di cinema, eccolo qua, è La strada di Fellini. Fellini non è mai stato un regista chiaramente neorealista, un regista, ci sono molte definizioni, onirico, personale. Certamente La strada, però, raccontando la storia di due girovaghi che vivono nella strada, soprattutto all'estero, venne visto ancora una volta come un manifesto neorealista. In realtà non lo è. Dunque cosa resta allora? Resta, come in questo caso, resta sicuramente molto dell'eredità neorealista. Intanto in Pietro Germi, che certamente non è un regista militante a sinistra e che aveva fatto poco prima anche un altro film, Il nome della legge, sulla mafia, che poi fa questo film sulla disoccupazione, sull'emigrazione e racconta il cammino della speranza, racconta il passaggio di un gruppo di migranti attraverso il confine con la Francia. È un film che sarebbe da far vedere a tanti oggi. Ne muoiono alcuni. La bufera ed essi varcarono il confine. Erano stremati, ma il loro passo era vivace. Davanti a loro più non c'era l'aspra, paurosa montagna, ma un facile e aperto declivio, dove la loro speranza e le loro illusioni scivolavano dolcemente. La Francia. E mentre la guardavano, il loro pensiero andava con accurata tenerezza al bianco paese di Sicilia, ai luoghi, alle cose, alle persone care che avevano abbandonato per sempre. Ma soprattutto andava ai compagni che avevano perduto lungo il cammino, a Lorenza, smarrita e sola nella grande città, ad Antonio, al quale tutti ormai avevano perdonato, a Mommino, che più non avrebbe cantato le sue canzoni, a Nanni, misero e lieto, che li aveva lasciati gridando «Salutatemi la Francia», al ragionier Carmelo, ora sepolto nella neve, che gli aveva risposto con voce rotta «Ci rivedremo, ci rivedremo». Essi non rivedranno più il buon Carmelo. Dunque, nel frattempo... però nasceva anche un altro modo di fare cinema, quello di Michelangelo Antonioni, per esempio, Cronaca di un amore, L'Eclissi, cioè sono film che dicono ancora oggi moltissimo, ma dove la crisi dell'Italia non era più la crisi del popolo, il vento del nord si era affievolito, forse era finito, e forse l'attenzione più esistenziale, se non esistenzialista, era rivolta alla crisi della classe media, la crisi della borghesia. Antonioni è, da questo punto di vista, molto più vicino a questa crisi che a quella delle classi popolari.
è curioso rivedere gli stessi interpreti che cambiano, no? Siamo passati da Ossessione a Cronaca di un amore, cioè Girotti è passato da altri ruoli, ha cambiato completamente dimensione. Ma dunque, allora a metà degli anni 50 e poi oggi, cosa è rimasto? È rimasto del cinema, il neorealismo è stato copiato, è stato molto idealizzato, e se forse l'Italia non ha avuto una nouvelle vague come tutti gli altri paesi, le altre cinematografie del mondo, in qualche modo è forse perché aveva dietro, nel bene e nel male, la stagione del neorealismo, che verrà amato moltissimo dai cahiers du cinéma e dal cinema francese e non solo. E quindi in qualche modo ha fatto scuola. Ma in Italia che cosa è rimasto? È rimasto sicuramente un modo, sono rimaste alcune cose, no? Qui siamo ancora ad Antonioni. Eccoci. È rimasto, qualcosa è rimasto, perché nella descrizione che Pasolini fa a Cattone e nei suoi, sicuramente il taglio delle immagini, la sequenza, anche se la motivazione iniziale è molto diversa. Certo, questo è rimasto. È rimasta un'attenzione verso il realismo cinematografico più che verso il neorealismo. Maddalena, chi la lasci? Ha buon costume. A parte gli scherzi, a tu. Tu lo sai, io sono una persona istruita. Te puoi fidare. Lassami l'ultima volontà. Come vuoi il trasporto funebre? Con tutti gli amici dietro che ridono. E il primo che piagne paga la beva a tutti. E che te ci dobbiamo scrivere sulla tomba? Provare per credere. Oh, ma che te butti con tutto l'oro addosso? Te levi la catena che i bracciali? Non è! Voglio morire con tutto l'oro addosso, come i faraoni! Ma dacci a noi! Se volete l'oro, poi venite a pesca! Ma è venuto al torcicollo, devo buttare! Dai, va, diamo soddisfazione al popolo. Farabutto, ma scarsone che aspetta, vattene via! Come siete carucci? A riscossa dei burini. Ah, te la fi scherzando, va! Questo sempre a Cattone. Volevo trasportarvi invece sulle mani sulla città. Francesco Rosi è interprete di un cinema di impegno civile, di un impegno sociale. Forse il neorealismo ha mantenuto in alcuni registi come Rosi l'idea di testimoniare, di dare una dimensione etica al proprio cinema. Questo è La mano sulla città, che racconta la spartizione di una città come avveniva all'inizio degli anni 60 con il boom, dove il boom era anche boom edilizio. Eccolo là, quello è l'oro oggi. E chi te lo dà? Il commercio, l'industria? L'avvenire industriale del mezzogiorno, sì. Investi i tuoi soldi in una fabbrica, sindacati, rivendicazioni, scioperi, cassa malattia. Ti fanno venire l'infarto queste cose. E invece niente affanni e niente preoccupazioni. Tutto guadagno e nessun rischio. Noi dobbiamo fare solo in modo che il comune porti qua le strade, le fogne, l'acqua, il gas, la luce e il telefono. Dove dirigere l'espansione della città? Il problema è stato lungamente dibattuto. Alla fine una commissione di urbanisti e di esperti appositamente creata ha scelto la zona a nord della città, dove ora c'è soltanto una squallida estensione di terreno. Il comune porterà strade, acqua, luce e gas e tutte le altre indispensabili opere pubbliche. Dunque, sostanzialmente, quindi diciamo così, il cinema, ecco, questo è invece l'altro esempio di come invece si edulcora definitivamente il neorealismo nel cosiddetto neorealismo rosa. Questo è, siamo tornati indietro di un po' di anni, è Pane, amore e fantasia. Comencini, che era stato anche un regista amato dai neorealisti all'inizio, la Lollobrigida e De Sica, ovviamente. Questo è il modo, come dire, più banale
anche se questo fece una grandissima fortuna e fece una serie infinita di film su Pane, Amore e tutti i grossi successi. Questo è un modo un po' per banalizzare l'eredità neorealista. E un altro modo, anche se non è proprio, e con questo poi chiudiamo, sono i film di Dino Risi. Siamo arrivati ormai alla commedia all'italiana, però la commedia all'italiana ha mostrato la volgarità dell'Italia del boom. Il Sorpasso è l'esempio più evidente, ma I Mostri e gli altri film di Risi sbeffeggiavano il vicino di casa, sbeffeggiavano tutti i luoghi comuni, perché tutti pensavano che tanto erano quelli degli altri, poi erano gli stessi. Stradale, non correre. Il Sorpasso credo che sia certamente uno dei più grandi film di Dino Risi, ma sicuramente uno di quelli che documenta di più questa volgarità in un'Italia che si stava scoprendo, se non ricca, quantomeno meno povera. Credo che fosse ragazza e invece aveva marito. A sua memoria ho messo il disco di Foà da Terracina a Roma. E come si chiama? La sposa infedele lì di coso, quello spagnolo, quello un po'... Garcia Lorca. Ah, ce l'hai pure tu il disco? Tiè, metti questo. È Modugno. Perché a me la poesia mica mi convince tanto. Mi piace la musica a me. Questo per esempio, questo è forte. È mistico, sa, una cosa che ti fa pensare. La musica. A me Modugno mi piace sempre. E stiamo in fracca mi fa impazzire. Perché pare una cosa da niente, invece... Oh, c'è tutto. La solitudine, l'incomunicabilità. Poi quell'altra cosa, quella che va di moda oggi, l'alienazione, come nei film di Antonioni, no? L'hai vista Eclisse? Sì, è un film... Io ci ho dormito, una bella pennichella. Bel regista Antonioni. C'ha un flaminio azzagato, una volta sulla fettuccia di Terracina ha fatto allunga il collo. Oh! Ma guarda se si scazza. Regge il volante. Che dici? L'avranno viste? E vi ricordo che mercoledì prossimo non ci sarà l'incontro, ci sarà fra 15 giorni con Adriano De Grandis che si parlerà invece della nuova Hollywood del cinema degli anni 70. Grazie e buona serata.